e buon sabato. Iniziamo presto, oggi sono le 9:45, diretta che parte con netto anticipo rispetto all'orario consueto e presto spiegato il motivo. Tra 15 minuti infatti in tribunale a Rialto, in Corte d'Appello, ci sarà l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia come in tutte le 26 corti d'appello italiane. Ieri era stata la volta dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte di Cassazione. Seguiremo dunque in diretta questa cerimonia, qui presenzierà anche il governatore Zaia e questa è l'altra novità di questo sabato, diverso dal solito perché il presidente Zaia ha convocato proprio per oggi alle 12:45 una conferenza stampa, un punto stampa sugli aggiornamenti legati alla pandemia in Veneto, a Marghera, e anche in questo caso naturalmente le telecamere di Antenna 3 saranno accese per voi in diretta per seguire quelle che sono le novità. Novità che tra l'altro il presidente Zaia aveva annunciato in chiusura di conferenza stampa giovedì, dicendo che c'erano delle ulteriori notizie da dare alla stampa e naturalmente ai cittadini, che probabilmente le avrebbe date l'indomani, ovvero ieri. Poi non è stata convocata la conferenza stampa, slittata appunto ad oggi, anche perché lo ricordiamo, la settimana prossima, almeno per prima parte della settimana prossima, il presidente che è tra i grandi elettori sarà impegnato a Roma per l'elezione del capo dello Stato, e quindi sarà difficile, impossibile per lui convocare delle conferenze stampe, quindi ha voluto concentrare queste novità entro questa settimana prima di partire appunto per Roma. Tra pochi istanti andremo proprio in tribunale a Rialto con il nostro Filippo Fois insieme a Sandro Ponchio per seguire per noi questa cerimonia. Ieri è stata una giornata importante perché ieri è stato firmato il DPCM, è stato firmato dal Premier Draghi il DPCM che mette nero su bianco quelle che sono l'elenco dei negozi, delle attività per le quali dal 1° febbraio non sarà necessario esibire il Green Pass base, quello che si ottiene anche con un semplice tampone. Allora, prima di dare la linea a Filippo Fois, vediamo un attimo proprio in modo anche schematico, perché ieri poi c'è stata un po' di confusione per quanto riguarda la questione supermercati, nel senso che i supermercati rientravano nell'elenco di quelle attività nelle quali non è necessario esibire il Green Pass, ma alcune informazioni che circolavano anche sui siti, alcune indiscrezioni facevano pensare che il Green Pass base non fosse necessario per, diciamo così, fosse necessario per acquistare all'interno dei supermercati solo i generi di prima necessità. Significa che chi non ha il Green Pass base poteva entrare in un supermercato, acquistare solo pasta, pane, acqua, latte, insomma i beni alimentari, e non poteva poi acquistare altro se gli veniva in mente delle pile o altri prodotti che vengono venduti nei supermercati. Ci ha pensato il governo a mettere fine a qualsiasi polemica, perché già naturalmente circolavano le prime polemiche, a qualsiasi interpretazione sbagliata, con una FAQ nel sito del governo, una FAQ ad hoc nella quale si specifica che chiunque entri in questa attività, quindi discount, ipermercati, supermercati, senza Green Pass base all'interno di queste attività potrà acquistare qualsiasi tipo di merce. Diverso il discorso invece nei grandi centri commerciali nei quali si trova il supermercato, ma si trovano anche altri negozi, dalle profumerie ai negozi d'abbigliamento. Ecco, in quel caso chi è senza Green Pass base potrà entrare nel supermercato, acquistare qualsiasi merce, ma non potrà poi entrare negli altri negozi di varia merceologia. Questo insomma in sintesi quello che è diciamo il nodo intorno al quale si è consumata la discussione nel pomeriggio di ieri. Poi alla fine è arrivato il chiarimento del governo. Quindi dal 1° febbraio si potrà entrare senza Green Pass base, abbiamo detto, negli ipermercati, supermercati, discount alimentari, mini market, nei negozi di surgelati, nei negozi dedicati agli animali domestici, specializzati in vendita di carburante per autotrazione, negozi di articoli igienico-sanitari, naturalmente in farmacie e parafarmacie, nei negozi che vendono articoli medicali e ortopedici, negozi specializzati nella vendita al dettaglio di materiale per ottica, e ancora quelli che vendono combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, negli uffici delle forze di polizia e polizia locale per attività istituzionali indifferibili, negli uffici giudiziari per fare eventuali denunce o per la richiesta di intervenire per tutelare persone minori o incapaci.
Naturalmente si entra con il Green Pass in banche, poste, anche in questo caso in poste, anche per ritirare la pensione. Green Pass base che servirà anche per acquistare libri, giornali, salvo che non sia in chioschi all'aperto. Questo in sintesi. Immaginiamo che il governatore Zaia, lo ricordiamo, 12:45, conferenza stampa a Marghera che seguiremo in diretta, interverrà anche su questo tema. E adesso vediamo se Filippo Fois è pronto. Lo ricordiamo, ci troviamo in diretta in Tribunale di Rialto per seguire la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello. Buongiorno Filippo e buon sabato anche a te. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Dunque ci troviamo, come ben detto, nel Tribunale di Rialto. Questa è l'aula in cui si svolgono le udienze per i processi penali. Non siamo in Corte d'Appello perché questa aula è molto più capiente, quindi da quando c'è la pandemia insomma, si preferisce fare l'inaugurazione dell'anno giudiziario in questi ambienti. Alle mie spalle, forse riuscite già a vederlo, si sta già componendo la platea che assisterà all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ci sono chiaramente i presidenti di tribunale di tutte le province del Veneto. È arrivato poco fa il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, è arrivato anche il ministro D'Incà per i rapporti con il Parlamento. Tra poco dovrebbe arrivare anche il presidente della regione Luca Zaia, il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che sono le personalità che siederanno in prima fila durante questa inaugurazione. Si svolgeranno dei discorsi, prenderanno la parola, sappiamo naturalmente già cosa prevede il programma. Prima il presidente reggente della Corte d'Appello Carlo Citterio, a seguire il procuratore generale della Repubblica Federico Prato e quindi il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Federica Santinon. Noi abbiamo avuto già una prima anticipazione di quelli che saranno i temi toccati durante questa cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Potremmo dire nuovo anno, vecchi problemi, nel senso che ancora una volta molta di questa inaugurazione sarà incentrata sulla carenza di personale che affligge la giustizia veneta. Si tratta di una duplice carenza, diciamo, una parte di questa carenza è un po' strutturale in tutta Italia, un'altra invece ha proprio una tipicità veneziana. C'è difficoltà, anche questo è un dato storico se vogliamo, c'è difficoltà a trovare magistrati che vogliano fermarsi a Venezia. Questo per vari motivi anche molto molto semplici, cioè la scomodità di arrivare in laguna, i prezzi molto alti degli affitti o delle abitazioni, tant'è vero che è stata richiesta anche a livello di Ministero della Giustizia che venga riconosciuta una specificità della città di Venezia, che così com'è in questo momento viene reputata sede disagiata generalmente dai magistrati, e questo è uno dei motivi per cui c'è carenza soprattutto in Corte d'Appello di magistrati. La carenza poi si manifesta anche in altre procure, a dire la verità. In particolar modo qualche giorno fa, quando abbiamo parlato con il presidente della Corte d'Appello e con il procuratore generale, era stato sottolineato il caso di Treviso. A Treviso c'è una grave carenza di organico, anche perché l'amministrazione della giustizia in Veneto, diciamo, ha aumentato la mole di lavoro. Noi spesso diamo naturalmente tante notizie di cronaca che dopo si traducono in procedimenti penali molto complessi, penali o civili, che richiedono naturalmente molto personale. Voi pensate solamente che cosa significhi per Vicenza e Treviso il processo per il crack delle banche popolari, oppure ancora i processi per le infiltrazioni mafiose che si stanno svolgendo a Verona, Padova e a Venezia. Ci sono poi anche i nuovi reati come i reati informatici. Abbiamo dato la notizia dell'attacco hacker all'ULSS 6 Euganea. Anche quelli sono dei nuovi reati che contribuiscono ad aumentare la mole di lavoro. Ci sono anche processi per traffico di droghe internazionali. Insomma, la mole di lavoro rispetto a quello che era qualche tempo fa
è molto aumentata. Questo ce l'ha confermato anche il procuratore generale della Repubblica Federico Prato, il tutto poi con le difficoltà che si sono incontrate negli ultimi 2 anni a causa del coronavirus, che qui come in altri settori ha comportato un'accelerazione veramente molto molto forte di quelli che sono i processi informatici, processi non nel senso naturalmente né penale né civile, ma nel senso di informatizzare tutto il settore. Francesca. Diciamo, Filippo, che sicuramente il tema della giustizia, si parla di una riforma radicale della giustizia, ma sicuramente i temi che tu hai portato ora alla luce e che rientreranno anche molto probabilmente nei discorsi in questa cerimonia, ma che rientreranno un po' in tutti i discorsi, in tutte le cerimonie nelle 26 corti d'appello italiane, è proprio il tema della carenza di organico a fronte, lo dicevi tu, di nuovi reati, ma del carico di lavoro che si è accumulato, perché lo sappiamo che anche nel corso di questi 2 anni di pandemia il lavoro proprio della giustizia in qualche modo è stato rallentato per le misure di contenimento. Insomma, questo è un tema che il governo dovrà affrontare una volta che la situazione pandemica si sarà allentata, la pressione della pandemia si sarà allentata e ci sarà possibilità di affrontare le altre tematiche che hanno bisogno comunque, un'urgenza di risolvere, di essere risolte. Esatto, tra l'altro nonostante la carenza di organico dobbiamo dire che il presidente reggente della Corte d'Appello Carlo Citterio aveva rivendicato anche con un certo orgoglio il fatto che nell'ultimo anno l'attività della Corte d'Appello era riuscita a velocizzare e quindi ridurre di qualche migliaio il gap di procedimenti penali in corso. Ecco, qua dobbiamo dire un'altra cosa, ricordare ai nostri telespettatori: quando si parla di efficienza e rapidità della giustizia non pensiamo solamente ai processi penali come quelli che adesso vi stavamo ricordando, ma anche naturalmente all'amministrazione della giustizia civile. Da questo punto di vista diventa veramente importante che la giustizia sappia offrire risposte certe a chi vi si rivolge. Voi pensate solamente a un imprenditore, a tutte le aziende che si muovono nel fitto tessuto imprenditoriale del Veneto e a chi ha intenzione magari di venire a investire nel nostro territorio. Ebbene, quello della giustizia è un campo del quale si tiene conto, cioè se un procedimento ci mette 2, 3 anni, 4 anni, non si sa insomma quando si entra in tribunale, non si sa quando se ne esce, può rappresentare una forma di disincentivo forte, anche dal punto di vista economico, avere delle ripercussioni anche sul nostro tessuto economico. E quindi anche per questo motivo, oltre naturalmente a tutti gli altri, è importante che la giustizia lavori rispettando quelli che sono i tempi che ragionevolmente ci si aspetta da una causa. Tessuto economico ma anche il tessuto sociale, e mi viene da fare questa considerazione, Filippo, vedendo alle tue spalle il patriarca che è arrivato vicino, che sta parlando insieme al sindaco Brugnaro, insomma proprio a significare come anche la società civile sia direttamente interessata, perché il tema della giustizia, spesso usiamo questo termine, a volte anche probabilmente impropriamente, però la giustizia, il bisogno di una giustizia è un tema che interessa tutti quanti, l'intera cittadinanza. Assolutamente. Assolutamente, tra l'altro in questo momento proprio è arrivato anche il presidente della regione Luca Zaia, ad essere precisi il patriarca. Moraglia stava parlando con il presidente reggente della Corte d'Appello Carlo Citterio, mentre adesso è con il sindaco Luigi Brugnaro e con l'onorevole D'Incà, ministro ai rapporti con il Parlamento. Più o meno dovremmo esserci, perché diciamo che non vedo forse il prefetto di Venezia, ma insomma sostanzialmente tutte le persone che dovevano arrivare oramai ci sono, per cui tra poco, come c'era stato annunciato, in perfetto orario dovrebbe iniziare l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Noi abbiamo tra pochi secondi, Filippo, già te lo anticipo, una pausa pubblicitaria d'obbligo, per cui ancora qualche istante poi dovremo lanciare la pubblicità. Io volevo capire un po' meglio anche, però dopo la pubblicità, altrimenti rischio di doverti troncare,
capire le misure di sicurezza che sono state applicate, perché naturalmente adesso vediamo inquadrato anche il governatore Zaia che ha stretto la mano al sindaco Brugnaro. Misure di sicurezza naturalmente immaginiamo molto strette e anche la lista, diciamo così, degli invitati è molto limitata. Allora, noi abbiamo adesso pochissimi secondi di pubblicità e poi torniamo perché dovrebbe iniziare anche l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Rialto, in tribunale a Rialto.